Ci troviamo qui in occasione appunto dell'appuntamento con Idea Natale a Udine, perché è l'80° anniversario di Confartigianato Imprese Udine. In collaborazione con Confartigianato Imprese Pordenone organizza questo incontro dedicato al ruolo delle piccole imprese e dell'artigianato nel nuovo contesto europeo. L'obiettivo è quello di creare un momento di riflessione e di dialogo per capire come le politiche e le dinamiche dell'Unione Europea possano effettivamente diventare delle opportunità concrete di crescita, di valorizzazione anche del nostro prodotto italiano. A parlare di questo incontro importante con noi c'è Graziano Tilatti, presidente proprio di Confartigianato Imprese FVG e Udine. Ben trovato. Grazie e grazie di essere presenti, buonasera, un saluto a tutti gli artigiani in questa bellissima occasione in cui assieme a Pordenone celebriamo il nostro 80° compleanno e parliamo anche del nostro rapporto, del ruolo della piccola impresa rispetto all'Europa, rispetto al sogno europeo che noi quando eravamo un po' più giovani in cui abbiamo creduto, in cui ci crediamo ancora e volevamo sviluppare un rapporto che ci porti a compimento di questo processo di unificazione europea. Credo che oggi noi e Pordenone, perché siamo nati assieme, perché prima della creazione della provincia di Pordenone eravamo una Confartigianato unica, Unione Artigiani del Friuli. Oggi compiamo 80 anni e siamo qui anche per interrogarci quali furono i motivi che spinsero i nostri padri fondatori a unirsi e fondare questa associazione, il perché dobbiamo esserci oggi, ci siamo e perché dovremo esserci anche per il futuro. Benissimo Presidente, questa ricordiamo dell'Unione Europea è una grande opportunità per l'artigianato, per le imprese artigiane, perché permette anche di valorizzare il nostro prodotto, ma significa soprattutto guardare al futuro. Allora noi ovviamente auguriamo a tutti di passare questo incontro di approfondimento, riuscendo un po' anche a scambiarsi le idee per guardare al futuro con nuova energia. Ecco, grazie per la vostra presenza in questa bellissima cerimonia, in questo contesto, anche perché siamo qui anche perché questo auditorium è dedicato al nostro primo presidente Diego Di Natale, quindi è un luogo che ci lega, perché siamo stati anche l'Unione Artigiani del Friuli è stata fra i promotori assieme agli artigiani di Gorizia e alla Camera di Commercio e al Comune di Udine di quella che fu la fiera di Udine. Ecco perché siamo qui e siamo veramente contenti oggi di rendere omaggio a quelle grandi persone, quelle persone che con dedizione e umiltà ci hanno dato questa possibilità e noi vorremmo vivere e declinarle anche all'interno dell'Europa. Grazie Presidente, allora buon lavoro a tutti voi e buon 80° anniversario. Grazie anche a voi. Sono con Eugenio Massetti, vicepresidente vicario nazionale di Confartigianato Imprese. Allora, guardare al futuro e all'Europa come un'opportunità e riuscire a farlo, insomma, dialogando su quelle che possono essere le chance del futuro e punti di valore è molto importante per rappresentare il prodotto italiano. L'Europa è fondamentale per l'Italia, per i prodotti italiani, per le imprese italiane. Però l'Europa deve anche capire quanto siamo importanti e che quando fa le leggi deve fare le leggi su misura dei piccoli. Oggi succede che le leggi vengono fatte per quel 2% che è rappresentato dagli industriali e noi dobbiamo adeguarci a queste regole che non vanno bene, perché di regole si vive. Le regole servono, ma si può anche morire di regole quando sono delle regole che portano fuori mercato i nostri prodotti. Per cui prima di tutto la burocrazia. C'è un tema fondamentale proprio di questo periodo che sono i fondi di coesione, sono i fondi europei che attualmente gira ai comuni e alle regioni per aiutare i territori ad arrivare allo stesso livello produttivo e di benessere dei paesi più industrializzati e più benestanti. C'è una proposta sul tappeto che dice che questi fondi di coesione dovranno andare agli stati centralizzati. Noi stiamo combattendo questa scelta perché vuol dire che le risorse non arriveranno più sui territori ma andranno a Roma e poi da Roma, posso dire, non si sa bene dove finiranno e sicuramente meno a noi e più probabilmente a qualche altro territorio nazionale. Questo potrebbe essere una iattura perché verrebbero meno alcune risorse che per noi sono fondamentali. Questo è un discorso veramente importante per il nostro futuro e fare sinergia per far sentire la propria voce anche in Europa è la cosa giusta da fare.
Sì, delegazioni anche dei nostri artigiani, noi stessi siamo stati in Europa a parlare con i parlamentari di tutti i colori, di tutti i partiti che ci rappresentano all'Europarlamento per sottolineare appunto questo rischio e per fare in modo che questo non avvenga. Poi l'Europa per noi è sicuramente un porto sicuro. Al di là di quello che gira, che va per la maggiore, che l'Europa è un ostacolo, non è vero, l'Europa può essere, anzi io dico e sostengo che l'Europa è l'unica salvezza che noi possiamo avere in questo rimescolamento di forze e di poteri internazionali, nazioni che stanno emergendo, che rischiano di portare via benessere alle nostre aziende e alla nostra gente. L'Europa, se coesa, l'Europa, se convinta, è l'unico strumento che noi abbiamo per poterci salvare su un mercato internazionale che sta ribaltando i paradigmi ai quali noi siamo abituati. Giustissimo, è molto vero, e tra l'altro oggi è anche una giornata importante per parlare di 80 anni insomma, di Confartigianato, 80 anni insomma, di valore degli artigiani italiani. Beh, 80 anni sono tanti, però oggi a 80 anni si è ancora molto giovani, si ha ancora una vita davanti. Confartigianato ha dimostrato in questi 80 anni di aver saputo rappresentare veramente un grosso pezzo dell'Italia, cioè la parte produttiva, che è l'unica parte dell'Italia che crea benessere, che crea posti di lavoro. Oggi io parlo della politica in generale, la politica che non capisce l'importanza delle imprese è una politica suicida, perché i problemi economici di questo Paese si risolvono solamente investendo sulle imprese, ripeto, che creano benessere e posti di lavoro. Grazie allora e buoni festeggiamenti di questi 80 anni, ma soprattutto buon lavoro per il futuro del nostro Paese. Grazie, tanti auguri a voi. Walter Rizzetto, membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, e anche lui qui oggi per questo 80° anniversario di Confartigianato, ma anche perché si festeggiano 80 anni e si guarda al futuro, un futuro radicato ovviamente nell'Europa, e fare sinergia diventa fondamentale. Ma sì, molto importante. Dopo l'evento che abbiamo celebrato con Confartigianato a Roma, con il presidente di Confartigianato Granelli, evidentemente questo a livello territoriale, ma non soltanto a livello territoriale, è un passo in avanti, nel senso che gli artigiani sono un asset di fondamentale importanza. Io da Presidente della Commissione Lavoro sto guardando i dati che effettivamente oggi sono nell'ambito dell'artigianato. Crescono nella nostra regione le imprese femminili rispetto all'artigianato, crescono i giovani che vogliono continuare insomma questa bellissima tradizione. Ci sono delle cose evidentemente da migliorare, da cambiare in senso propedeutico al fatto che il Friuli Venezia Giulia in termini di artigianato può triangolare veramente con tutta l'Europa, e quindi oltre che ad essere un asset di fondamentale importanza economica è un asset che dà lavoro e che dà anche molte soddisfazioni per chi fa questo tipo di attività. Quindi per quanto riguarda la politica, noi evidentemente anche con la norma che oggi è approdata alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica cercheremo di dare agli artigiani la mano che si meritano. Assolutamente, proprio così, questa è la nostra risorsa importante per rappresentare la qualità dei prodotti del nostro Paese. Grazie e buon lavoro. Grazie. È una festa importante, 80 anni non sono pochi, un'associazione, quella di Confartigianato, che ha saputo rinnovarsi, innovarsi e accompagnare soprattutto il mondo degli artigiani, che per il Friuli Venezia Giulia rappresenta un comparto molto significativo. Contiamo oltre 67.000 maestri, io li chiamo maestri artigiani, un settore che ha risentito particolarmente la crisi soprattutto in questi anni, un settore che però si è dimostrato particolarmente resiliente e, lo dico con un pizzico d'orgoglio, è visto come eccellenza a livello nazionale. Noi come Regione Friuli Venezia Giulia li abbiamo sostenuti in maniera significativa, ecco, lo dico, da quando siamo arrivati al governo abbiamo triplicato i fondi per il mondo dell'artigianato, ma quello che vogliamo fare è continuare ad accompagnare questo settore verso il futuro. Ci sono delle necessità urgenti, avvicinare i giovani, soprattutto i giovani, a questi mestieri, ma soprattutto permettere loro di sognare verso il futuro. Insomma, noi come Regione gli daremo questa speranza.